Buongiorno a tutti ragazzi e settembre ragazzi finalmente partiremo col botto, nel senso che tra lunedì 2 e martedì 3 settembre correnti fredde in arrivo dal nord Atlantico si metteranno fino a entreranno nella valle del Rodano e dalla porta della Bora. Attraverso la ragazzi arriverà questo benedetto, diciamo, addio all'estate, perché davvero non se ne può più. In effetti il primo maltempo ragazzi sarà dalle Alpi, dalla Liguria, da Piemonte, Lombardia, Toscana e tutto il resto del nord. Poi la maggior parte sarà colpita la Sardegna, poi il Lazio e la Campania, mentre sulle altre regioni meridionali arriverà un po' di, diciamo, frescura in effetti, non ancora il maltempo, cioè sulla Calabria, Sicilia, Puglia, Molise, diciamo che man mano scenderà anche da loro. Ci saranno anche fiocchi di neve alternati a vere e proprie bufere di neve, quindi però ragazzi partiamo che più o meno, ciao Anna, dai 2000 metri ai 1700 metri, quindi non diciamo in città, quindi sulle Alpi, prealpi, quindi sulle alte montagne ragazzi, quindi ci sarà un tracollo termico di 15 gradi da nord a sud, diciamo finalmente non ci risolveremo più nei setti. Perdere 15 gradi non è che poi li riprendiamo così, anche perché è chiaro che l'estate sia finita, quindi ciao ciao estate, ci vediamo l'anno prossimo e finalmente si torna alla normalità, anche perché fra poco i ragazzi andranno a scuola e quindi è finita la bella stagione come la chiamo io, quindi finalmente sembra confermato, ho controllato tutti i meteo, stranieri, italiani, ragazzi, davvero tutti dicono la stessa cosa, quindi non credo che tutti quanti sbagliano, non voglio pensarlo ragazzi, se ne esco pazzo. Sì, sì, guarda, ho controllato quello, ho detto, ho controllato tutti i meteo, italiani, americani, proprio per vedere se sta notizia è vera o no, perché a volte uno dice sì, uno dice no, però tutti quanti dicono la stessa cosa, quindi finalmente credo che si volterà pagina e stavolta non sarà come quando faccio ciao Ameria, dico domani piove e poi non piove. Quante volte pure qua avevano dato maltempo in Campania e poi puntualmente stava il sole. Adesso ho controllato tutti i meteo uno per uno, anche su quello mio, quindi pure io se per questo, ciao Marica, la sto aspettando da un sacco di tempo pure io. Quindi sembra confermato ancora che da 2-3 settembre ragazzi è destinato a cambiare tutto. Le prime diciamo rappresaglie di maltempo saranno a nord e poi centro e poi sud, diciamo Lazio e Campania. Poi la Puglia, mentre Calabria e Sicilia saranno, come ho detto, sfiorate dal refrigerio, ma poi anche lì arriverà, diciamo, il maltempo. In alta quota sui 2000 metri ci saranno anche bufere di neve e ci sarà ragazzi un calo termico di 15 gradi da nord a sud, quindi nessuno è escluso perlomeno quando si tratta di termico, diciamo, crollo termico ci sarà ovunque, sì sì, dal 2-3 settembre in poi, diciamo già da lunedì 2, diciamo sono 2-3 si incomincerà a avere questo crollo termico, quindi però per tutti, non solo per il nord o il centro, quindi tutti quanti godremo di questo crollo, diciamo così. Ma quindi loro dicono 15 gradi, pure 10 gradi vanno bene, non fa nulla, quindi già 32, 33, ne togli 10 ragazzi, 22, stiamo già bene, io non voglio il freddo proprio, però a 18-20 gradi ragazzi si sta da Dio, quindi mi accontento di questo pure.
Vabbè ragazzi, abbiamo incominciato la giornata con una bella notizia, perlomeno da parte mia. Poi a chi piace l'estate, ragazzi, andate dove è sempre, andate a Cuba, andate alle Seychelles, andate alle Mauritius, lì è sempre estate, potete divertirvi, quindi se vi piace il mare, il caldo, lì è sempre estate, quindi potete andare tranquillamente. Ci sono i posti in cui il caldo non se ne va mai, anche se non so come fanno, però ci sono, ci sono i posti che fa sempre freddo. E lì forse potrei andare io. Vabbè, ragazzi, partiamo con diciamo, una notizia positiva, sperando che poi sia vera, ragazzi. Guarda, io sinceramente un eterno ottobre, diciamo, mi accontento di un eterno ottobre, quando l'aria è fresca, piove, un eterno ottobre ci sto, perché poi il freddo neanche a me piace proprio, però se devo scegliere, ragazzi, io scelgo, diciamo, la fine di ottobre perenne. Oh no, è un tempo buono, cioè, a Salerno più o meno, diciamo che fine ottobre i gradi stanno sui 18-19 gradi, massimo 20, piove, esce un po' di vento, l'aria è freschissima, no, a volte puoi uscire anche a mezze maniche, però poi dopo la sera ti devi mettere qualche cosa addosso, quindi mi accontenterei già di questo. Potrebbe stare sempre così il tempo, sono contento. Vabbè ragazzi, un saluto e ci sentiamo a dopo per la prossima notizia. Da mese d'inverno è freddo, Manica, io da giugno che l'aspetto, anzi veramente qua a Salerno è incominciato già ad aprile a fare caldo. Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, sono 5 mesi che aspettiamo il freddo. La gente invece si uccide per andare a mare, a mare, a mare, a mare. Beata loro, non tengono nulla da fare, quindi se ne vanno a mare tutti i giorni. Giustamente l'estate ragazzi è per chi va in vacanza, per chi tiene i soldi. E giustamente sì, in effetti se calcoli che uno va a lavorare la mattina con sto caldo, ragazzi, ma qualsiasi cosa fai, è un casino. O fai il poliziotto, oppure fai il fornaio, fai il pizzaiolo, qualsiasi mestiere con sto caldo, ragazzi, ti uccide. Invece in inverno ti viene anche più voglia di lavorare perché comunque fa freddo, piove e lavori, quindi ci sta più voglia, diciamo. Poi il solito figlio di papà che tiene i soldini, come dico io, che va da papino e molla il dinero. Papà voglio andare qua, papà voglio andare là. Allora quel figlio di papà, l'estate per lui potrebbe essere 24, diciamo 20, 12 mesi, né? Quindi 24 su 24, tanto paga papà, quindi ha tutto il tempo libero per lui, non sa che significa lavorare, quindi vuole l'estate 24 ore per tutto l'anno, quindi per lui è sempre festa purtroppo. Ma lo faccio, ma manica, qua faccio. Mo finito il video, un bel caffettino e si riparte ragazzi. Ieri sera abbiamo fatto tardi perché ci stava il compleanno di mio nipote, quindi mentre non aprono la torta a mezzanotte e così e così abbiamo fatto tardi. Però alla fine sempre mi alzo presto, alle 6 già stavo in piedi, quindi mi sono fatto già un caffè, però sto ancora un po', diciamo, scemenuto, senza napoletano, scioccato ancora, quindi ci vuole un altro caffè per rimettermi in moto bene bene. Vabbè. No, 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 non ho mangiato, no, avevo fatto pizzette, rustici, sa, sta roba così, torte. No, no, ho mangiato solo un pezzettino di torta, no, no. Anche perché quando fa caldo, la verità, non mi viene tanta fame, anche se mi piace mangiare, partiamo da questo, eh. Quindi non sono il fisico atletico.
Però quando fa caldo non devi. Ieri sera ad esempio faceva un caldo esagerato da mio fratello e non ti veniva voglia proprio di pigliare pizzette, rustici e tutta sta roba così, paste secche, no, no. Alla fine Coca-Cola, acqua e poi la torta l'ultimo perché era fredda quindi perciò l'ho mangiato. Sì, sì. No, ma guarda, io sono più su salato, diciamo, a livello di cucina però. Grazie, 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 grazie. No, a me piace mangiare, figuriamoci, no, no. È che troppo caldo a finale non mi piace. Per esempio, non sono amante della pizza, la faccio, la mangio, però ragazzi, devo essere sincero, non mi piace tanto. La pizza non sono un amante. Ciao Franci, a me piacciono le cose un po' più leggere, quindi le cose più pesanti in effetti. Quindi questa roba light non è per me. A me ci vogliono tipo un po' delle cose come Francesco, le cose più materiali. Sì, sì, Francesco si mangia bene o no? Le cose light, la cucina light non è per me. La insalata la mangio per pulirmi i denti, diciamo, ma non di più. Di solito qua si ammazzano l'insalatina, no. Qua insalatina. Assurdo, proprio, la chiamiamo erba ancora noi, penso un po'. Mia mamma se vede l'insalata a tavola dice che gli è stereo. Vedi che mentalità. No, io a Marica no. A finale la pancia ce l'ho, quindi non posso dire. Una volta avevo il fisico bene a 20 anni, 25 anni. Ora, diciamo, siamo ingrassati, questo è il problema. Quindi, diciamo, a mettere a dieta, anche se è una cosa tosta. Molte volte ho perso tanti chili. Difatti sulle foto di Facebook ci sono foto dove sto magro, non magro, normale dico. E poi ragazzi, poi ci sono i periodi che non vogliamo proprio sapere, come diciamo, oh no Francesco, e ci scassiamo. Ma ho detto che dopodomani domani ci sta un'altra festa dei gemellini, altri miei due nipoti, i miei fratelli di mio fratello Enzo, i figli anzi di mio fratello Enzo, e andiamo a McDonald's domani. Quindi diciamo che domani è l'ultimo giorno, grazie Marica, e quindi ci mettiamo a dieta da dopodomani, quindi sperando che funzioni. Guarda, io ti dico la verità, io sono 100 kg, sono alto 1,68, diciamo che dovrei pesare 70 kg, quindi io già 20 kg, io sto perfetto nel vero senso della parola, anche perché sono muscoloso, perché sono andato sempre in palestra, quindi sono abbastanza muscoloso, quindi diciamo io con 20 kg in meno sto perfetto proprio. Quindi non è che devo perdere chissà quanto. In effetti, se mi metterei con la testa, se mi metterei con la testa a posto, sì, sì, se mi metterei con la testa a posto, nel senso che la seguo, io 20 kg 2 mesi li perdo tranquilli. Basta fare un po' di sacrificio, togliere un po' di pasta e pane e li perdi. 2 mesi si perdono, ragazzi, perché l'ho fatta. Il problema è che dopo le riprendo, quello è guai. Però posso garantirvi che 2 mesi mangiando pasta e pane solo la domenica e poi tutta la settimana fai secondo con verdure, 20 kg, sì, sì, guarda, quando ho fatto la dieta i carboidrati li mangiavo solo la domenica, poi tutta la settimana un secondo con verdure. Francesco, che ne vuoi a noi? Perché a noi ci piace fare quello è guaio, Francesco. Allora diciamo che perdi 20 kg tranquilli tranquilli. Io perdendo 20 kg sto proprio perfetto. Cioè sono troppo non sono il fisico magro oppure perché sono muscoloso, cioè polpacci ai piedi che mi sembra un giocatore di pallone. Quindi già adesso pur essendo diciamo in sovrappeso le mie gambe fanno paura, sono muscolose proprio.
come pure le braccia, la stessa cosa. Diciamo che la pancia che è quello che mi inguaia, però quando perdo 20 kg che la pancia va via io sto perfetto perché il fisico è quello lì, quindi io con 20 kg sto proprio perfetto. Il problema è perderli, ragazzi, poi al finale. Vero, ragazzi, che dobbiamo fare? Oh, io ho 43 anni, sono vecchiarello, poi non so fatto il ragazzino. No, no, Francesco, non è che diceva, boh, hai 20 anni. Appunto, Francesco, io poi penso che per lavoro faccio pure il cuoco, quindi trattoria, ristorante. Allora ti faccio l'esempio, no? Io in fiera, no? Io andavo a Torino, arrivava la porchetta, ragazzi, calda ancora, quindi arrivava la porchetta, quella di Ariccia, che era ancora tiepida, ragazzi, non dico calda calda, ma tiepida, col corriere. Franci, ma secondo te, tu quando la apri, no? Che quella arrivava in effetti incartata, che fai? Non l'assaggi un pochino quando la incominci a tagliare e a mettere nei panini. Quindi poi capita che ci sta l'amico. Sì, capita l'amico che fa il cuoppo, diciamo, di mare. Incomincia a friggere, dice Giuseppe, ho fatto un po' di calamari freschi, dai, l'olio è buono perché l'ho messo adesso e ti porta il famoso cuoppo al banco. Arriva quello là degli arrosticini abruzzesi, che sono quelli là di agnello e di pecora, e Giuseppe te li mette sul bancone, ti ha fatto gli arrosticini, tieni. Ragazzi, e poi non sono uno che dice di no. Quindi passano tutti gli amici e dicono, "Dai, Giuseppe, ho fatto questo, ho fatto questo." Quindi ragazzi, la dieta proprio lì è impossibile quasi, statisticamente è impossibile. Poi ci stanno. Sì, Francesco, poi ci stanno quelli della Sicilia, gli amici di Palermo, che quando arrivano mi danno il cannuolo, la pasta di mandorla, Peppe, sono arrivati momo dalla Sicilia, momo l'ho portati da Palermo, assaggiate prima che si fanno un po' vecchi, e ti mangi il cannuolo, la pasta di mandorla. Francesco, quello è un casino là. Poi ci sta il banco quello là sardo che fanno la carne, il brasato fanno. Quella sui carboni che si fa la carne. Grazie, è una tentazione continua, là, non ci stanno santi. Poi arriva il pugliese, l'amico pugliese che fa le bombette pugliesi. E dice Giuseppe, che non assaggi due bombette? Ah, mi prendo, mi piglio colle, cioè mi offendo. E ragazzi, eternamente non si può fare. Ciao Andreas. Quindi Francesco è un casino. E allora, nelle fiere, ragazzi, ci conosciamo tutti, siamo sempre gli stessi. Quindi pure vengono da me, si pigliano il pane con la porchetta, il parmigiano, il prosciutto crudo, quello che ho in effetti, perché poi faccio tanti banchi che a volte faccio solo porchetta, oppure a volte faccio salume e formaggi, faccio le olive della Puglia, quindi poi dipende da che cosa vendo. Comunque vengono anche loro da me, che fai? Non gliele dai? Gliele do. E quindi è un susseguirsi, io una cosa a te, tu una cosa a me, e la dieta, ragazzi. E che vuoi fare? Poi arriva il pane siciliano, quello là grandissimo. Io se andate a vedere su Facebook un pane, ma ragazzi, sarà 2-3 metri, non lo so. Quello si vende a fette, lo vendono e lo pesano. Quindi ragazzi, è un casino nel casino, là, non si può sta a dire. Io personalmente, non è che non ci riesci. Cioè quello arriva con le bombette pugliesi e quello col corpo fritto e quello arriva con. Poi ci sono gli amici del Trentino Alto Adige che arrivano con la polenta, con certa carne, diciamo, che fanno loro lì. Quindi il goulash, ecco, il goulash. Ragazzi, ditemi che volete voi, è buono, io l'ho assaggiato, loro fanno una polenta con il goulash. Gli amici di Trentino Alto Adige sono ragazzi proprio di Trento Trento. E che fai? Là poi c'hanno visto, ragazzi, questi qua di Trentino è un gruppo proprio pazzo. In effetti sotto lo stand li vedi, sempre con i cicchettini. Loro usano questo bianchetto, come lo chiamano loro, che al finale è vodka, ragazzi. Si mettono là, si fanno come le accette al finale. A fine serata stanno persi. Il goulash cammina da solo.
Quindi diciamo che in effetti ci divertiamo, lavoriamo, ci divertiamo, quindi è un casino, ragazzi. Però purtroppo lì la dieta non la fai. Come la fai? Sì, sì, ma poi immagino, ho detto, a parte sì questo, sì, ma per me che lavoro proprio col cibo, cioè noi facciamo lo street food, in effetti, cibo da strada, quindi capisci, proprio ci sta di tutto. Ad esempio, ti faccio l'esempio di chi è siciliano. Mi portano il panino cameusa, la stigliola, la salsiccia siciliana, oppure ci sta il banco rumeno che fa i mic. I mic sono delle salsicce di maiale molto insaporite che le fanno in Romania. Ci sta il banco rumeno, no? Poi ci stanno i dolci rumeni, quindi ragazzi, là è impossibile proprio. Quindi dove mi giro ragazzi, c'è mangiare a tutta forza. Poi quando vai a farti qualche cosa non vuoi pagare, non ti fanno pagare. Dici Giuseppe, ma sei scemo che io mi prendo i soldi da te? E così faccio quando vengono loro da me, ragazzi. Quindi quando vado, mi viene lo sfizio di farmi qualche cosa. E come fai, Franci? Come fai a vedere? Si sente l'odore? Sì, sì, l'ho mangiato, sì, è buonissima, ragazzi, è buonissima. Poi ho mangiato anche quella famosa, come si chiama, trippa toscana, mi sono scordato come si chiama, lì che la fanno nel soffiato, mi sono dimenticato come si chiama lì. Comunque una trippa che fanno in un pentolone in Toscana e che è tipo una ribollita, diciamo, ma è una cosa spettacolare. Ho mangiato l'abbacchio quello romano, ma che cosa, lo gnocco fritto, ragazzi, ma vi posso assicurare ci sta di tutto. Quindi sono tutte cose poi parti bombette pugliesi, cannoli siciliani, il banco sardo che fa la carne il brasato, poi ci sta il banco brasiliano, ma ci sta di tutto ragazzi. Il banco polacco, ci sta il banco polacco ad esempio fanno i wurstel, fanno la verza stufata, ma fanno, ragazzi ce n'è troppo, non si può fare la dieta là, se vai lì che pesi 50 kg dopo 2 mesi stai a 80 kg minimo. È vero, lavori e tutto, però nell'orario in cui diciamo c'è meno gente che in effetti con lo street food si lavora di sera. Sì, sì, l'ho mangiati, sono buonissimi, Francesco. Quello è guai, che io ho assaggiato quasi tutto, quindi ho mangiato quasi di tutto, ragazzi. Guardate, io mo sono stato in Romania, Ungheria, Austria, Cecoslovacchia, Francia. L'unica parte che non mi piace dove ho mangiato è in Francia, la verità. In Romania, Russia ho mangiato bene, anche se a base di zuppa e di cose. Sì, 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 le ho mangiate tutte, grazie. Gli arancini qua col ragù e quello là bianco, le ho mangiate tutte. La stigliola, il pane cameusa, il pane cameusa maritata, l'ho mangiato di tutto, grazie. Ho fatto, ci sono degli amici che prendono una nave a Palermo, arrivano a Napoli e poi partono per le fiere di Torino, Milano, quindi li conosco due o tre di là. Due sono di Palermo e uno è di Messina e fanno fiere qui a Nord Italia, diciamo, non a Sud Italia. E quindi quando arrivano è sempre festa, ragazzi. Sì, sì, in Romania hanno sta cosa di zuppe, patate e carne, come pure la Polonia, uguale. Patate, carne, pollo e zuppe. Poi hanno un po' di pasta tipo agnolotti come le fanno a Torino, che sono tipo i gnocchi ripieni, però la cucina è monotona al finale. Allora, io sono partito per due fiere per Parigi. Sono partito una volta. Sì, sì, l'Italia non ce ne sta, ragazzi, come l'Italia non esiste. Una volta sono andato a Parigi e una volta sono andato a Marsiglia. Ragazzi, si mangia da schifo, ma nel vero senso della parola, ragazzi. È allucinante. Lì non so, dicono tanto bene della Francia, loro sono bravi qua, sono bravi qua. Ragazzi, personalmente, per come sono meridionale io, quella cucina là. Secondo me anche le persone del nord, no? Senza offesa al nord, ragazzi,
pure gliel'avrebbero tirata addosso. Noi siamo del sud, siamo quelli un po' particolari che ci piace mangiare pesante, queste cose qua, e vabbè, ci sta pure. Però sono convinto che pure uno di Torino gliel'avrebbe tirato in faccia. No, non si può mangiare. Forse in Francia l'unica cosa buona, perlomeno per come credo io, penso sia lo champagne, ragazzi, e i profumi. Queste sono le cose che puoi comprare in, in Francia. In Romania, ripeto, sono ripetitivi sulle cose, Polonia uguale, non hanno il gusto del mangiare. Io in Polonia, ad esempio, allora ragazzi, la mia ex moglie, una volta siamo andati a mangiare una pizza, ho visto qualcosa che per me è assurdo. Io li guardavo in faccia, però purtroppo che vuoi fare? Mentalità, non ci fai nulla. Una pizza con l'ananas francese con una salsa a base di aglio. Ho detto, Madonna mia, che gli è camo? Una cosa proprio allucinante per me. Ho detto, qua se andiamo a Salerno, ho detto, ci arrestano. C'è una margherita piena di tutta la roba, salumi misti, poi roba affumicata, con 4 fette di ananas e poi ci hanno messo il ketchup e poi questa salsa all'olio, diciamo all'aglio. Ho detto, mamma mia, che schifo, mamma. Se me la pagavano non me la mangiavo, ragazzi. Allucinante, no, no. No, no, ma io glielo dissi, qua stiamo in Polonia e vabbè. No, no. Sì, sì, i dolci come ne fanno in Sicilia, ad esempio. Quando vado in Sicilia a Caltanissetta da mia zia, di dolci mi uccido quasi, quindi il diabete là sale a 2000 e poi si azzera in effetti, quindi è così è. Ma pure qua a Salerno, a Napoli, sta cosa dei dolci è proprio come qua, ad esempio ci sono negozi che vendono babà piccolini di tutti i gusti, pistacchio. Sì, sì, io cucino, sì, sì, lo faccio per mestiere, non è che. Però quando sto a casa che non lavoro, cucino lo stesso a casa perché mi piace, figurati. Per me è come un passatempo, quindi non è questo il problema, io lo prendo come un gioco. Allora, cucinare per tante persone è una cosa, per 2 persone, figurarsi di. Sì, sì, Francia, quando vado là esagerato, e mia zia incomincia la pasta chissarda e l'arancina, e che no, siccome arriviamo a fare la pasta chissarda, non ci stanno sante, proprio, è un rito proprio che, è un rito proprio, la pasta con la sarda. È come quando vieni qua e ti mangi pasta e vongole, è la stessa cosa. Però si mangia bene, ragazzi. Stigliolo, pane cameo sul marinato, arancini, la salsiccia, ma che ragazzi, la granita siciliana, ragazzi, ci state tutti in Sicilia, ci devi andare per gustare tutta sta roba, quindi Casugno, tu senti quando Casugno, ma al finale si capiscono i siciliani, pure se parlano stretto. Sono andato al mercato del pesce, Francesco, una cosa allucinante. Ho visto pesci che io qua a Salerno non ho mai visto, ti posso assicurare, a parte i tonni e tutte queste cose, i grandi, quelli là grandi, i francesi, allucinanti. Io non ho mai visto un mercato del pesce così. Certi pesci non li conoscevo proprio addirittura, a parte l'orate, spigolo, cerni e tutte queste, ma stavano proprio una cosa spaventosa. No, devi andare, se no non ci credi, ma è pazzesco. Il mercato di pesce a Catania, quello che ho visto io, faceva paura. Diciamo che io in effetti sono stato a Catania, Messina, Palermo e Caltanissetta, le località che sono andate io, più o meno. A Caltanissetta ci sta lì la mia zia e quindi vado. A Palermo c'è un sacco di amici delle fiere, a Catania uguale, quindi in Messina lo stesso. Quindi quando vado lì sono ospite loro. Sì, sì, i babbaini, sì. E vabbè, ogni città ha la sua parola.
Diciamo che sì, diciamo. Conviene a quello che mi prende, ci conviene molto, quindi so fare quasi tutto, quindi sinceramente per esperienza, dico, non ho problemi a fare nulla, guarda, so cucinare, i servizi in casa comunque ci siamo dovuti imparare a fare lavatrici, stirare, perché quando stavamo fuori, ragazzi, lo dovevamo fare per noi stessi, cioè ognuno di noi si puliva la stanzetta, faceva il letto, la lavatrice, lavava per terra, stirava, quindi purtroppo quando sei fuori, ognuno deve lasciare la sua stanzetta pulita, quindi per anni e anni, ragazzi, siamo diventati esperti. Quindi pure adesso non ho problema se devo fare una lavatrice, devo stirare camicie, cose così, non è un problema. Quindi in effetti abbiamo imparato quasi di tutto. Anche sul mangiare non c'è cosa che perlomeno che non riesco a fare. No, ma figurati, Marica, figurati, no, no. Però di certo rispetto a una persona che non sa fare nulla, mio fratello ad esempio non sa fare un uovo, quindi se la moglie qualche volta cade malata, faccio l'esempio, mio fratello fa fare la fame a tutti. Mentre se a me cade malata a me non c'è sta problema su nulla, quindi questa è la cosa positiva. Vabbè ragazzi, abbiamo scherzato, abbiamo messo a fare un caffè ragazzi, perché devo riprendermi ancora un poco. Allora, Francesco, io sono stato in tutta l'Europa, ma tutta, quando dico tutta, sì, sì, là pure le fanno un sacco di street food e ti posso garantire come si mangia in Italia, ragazzi, non si mangia da nessuna parte. Io personalmente ho girato, vero, tutta l'Europa per lavoro comunque, però vi posso assicurare che non si mangia come in Italia. È l'unica nazione, perlomeno quello che ho visitato io, mi manca solo, diciamo, il Brasile e i paesi diciamo Caribe. Poi ho visto tutto ragazzi, perlomeno io. E l'Australia, no, no, dimentichiamo. Eh sì. Allora, in effetti, i paesi Caribe, e poi il Giappone, ragazzi, e Cina. Se guardo queste altre cose, ho visto tutto io. L'Europa personalmente per intera l'ho fatta tutta. Quindi Ucraina, Bielorussia, Russia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Cecoslovacchia, Ungheria. L'ho fatte tutte ragazzi. E ho detto se faccio Giappone, Cina e faccio l'Africa e diciamo che mi manca più gli Stati Uniti, ho fatto tutto ragazzi. Ho guardato tutto il mondo. Vabbè non è detto comunque. Qualche fiera a New York pure la devo andare a fare. Ma a New York potevo andare anche a lavorare perché ho amici che stanno proprio a Little Italy, che è un quartiere italiano di New York. Mi volevano lì come cuoco, ma non ci sono voluto andare, la verità. Sono ragazzi qua di Salerno che hanno aperto un ristorante e bar lì, a Little Italy. Solo che la verità ho paura di andare lì, è troppo lontano. Sì, 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 ad esempio a Cuba è la stessa, a Cuba pure se sono poveri tutti. Sì, stanno pulendo l'erba, ora stanno tagliando l'erba nei giardini. Quindi perciò senti questo. Ma in questo periodo, prima che viene l'inverno, puliscono diciamo le strade e i giardini dall'erba, diciamo. Quindi ora tutta Salerno puliscono i giardini. Poi vanno a Scaglioni, oggi tocca a Matierno, diciamo, qua dove abito io. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi per un altro video e mi vado a fare un bel caffettino così mi arrepiglino poco ragazzi. Non esagerare, Francesco, non sto facendo nessuno panino. Francesco ogni volta che pensa qualche cosa, pensa sempre qualche cosa che sa da mangiare. Grazie Marica. Francesco, oggi che ti mangi, Francesco?
Una cosa leggera. Oggi che tiene in capo fa, Franci? Zucca? Sì, sì, è quelle motoseghe con laccio che girano che tagliano l'erba, sì. La verità, pure io, guarda, la verità volevo fare due gnocchi a sorrentina, però sono indeciso un poco, la verità. Ma vediamo. Oppure la verità, faccio una cosa proprio veloce, veloce, Franci. Prendo una bella mozzarella, una bella zizzona di battipaglia con una bella insalata di pomodoro, un po' di pane. Faccio veloce veloce, non faccio casino, Franci. Tengo un amico che porta questa famosa zizzona di battipaglia qui a Salerno. Prendo dei pomodori sorrentini, quelli là grandi. Sì, sì, riso con la zucca, il riso col pomodoro, riso con i fagioli, sì, sì. Lo mangio un sacco di volte, sì. Oppure, ragazzi, dopo può darsi pure che vedo qualcosa di pesce. Anche se il pesce vorrei farlo domani, che è venerdì. Il giovedì è più mozzarella e prosciutto, queste cose così, e un po' di insalata di pomodoro. E buonanotte, è passata la giornata. Ora vediamo. Il tempo che mi organizzo, faccio pace col mio cervello. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti, ci sentiamo dopo con qualche altro video. Ciao ragazzi, ciao Francesco, ciao Marica, ciao a tutti ragazzi.